mi sento molto commosso in questa condizione e in questo evento che io non conoscevo, è stata una sorpresa. Gli scritti coprono un periodo della vita della società sarda di 17 anni, è stato detto, dal 1974 al 1991, anni duri, anni conflittuali, anche pericolosi, che ho sofferto anche in prima persona, e però anni esultanti nello stesso tempo, perché tesi al cambiamento. Erano quelli gli inizi della transizione oggi in atto e nella quale siamo coinvolti. Ma ho sentito il dovere civico e morale di battere nella trincea giornalistica all'esterno della pure preminente e gratificante militanza scientifica col mio mestiere di archeologo. Il giornalismo sino dal 1944, ossia da 52 anni fa. In quel 1954 io ero ritornato da Roma, a Malà, proprio alla vigilia della partenza per l'Austria, a perfezionarmi alla scuola di Oscar Meilling. Il mio maestro Ugo Dell'Igli, lo ricordo con commozione, di cui ero allora assistente volontario alla cattedra di paleontologia in Roma, mi aveva incitato a farlo al fine di saldare le mie conoscenze metiche acquisiti nella disciplina peletnologica a quelli della materia propriamente etnologica, nella quale Osvaldo Meilling era allora il maestro discusso, il più illustre rappresentante in Europa. E cessata la guerra, fui invitato a riprendere il servizio a Roma e non lo voglio fare, avendo scelto di restare nell'isola e dedicarmi a questa mia amatissima terra madre con devozione, fedeltà e amore di figli. E questo servizio dovuto per natura, dovuto per etica, credo di averlo in qualche modo prestato nella scuola e nella società civile, nella scienza e nella riflessione sulla vita e il suo movimento nel pubblico, e dunque anche con gli scritti giornalistici che ancora oggi continuano. Della limitatezza di questo servizio ho perfetta coscienza, così come delle manchevolezze ed errori. Un certo disincanto critico mi porta ad accusarmi di individualismo teorico, talvolta, di essere stato altre volte troppo partigiano. L'ottimismo mi fa inclinare a ritenere che non sia stato del tutto assente dalle ragioni della nostra storia e perciò non mi è dovuto alcun ringraziamento, non mi è dovuto alcun elogio, perché quello di servizio, di servire la propria terra, vedendola però nel respiro del mondo, costruendone continuosamente sempre nuove identità e dovere di tutti i sardi, anche degli altri, e sono tanti, che non sono residenti in Sardegna, ma che sono acquisiti alla Sardegna. Pena la decadenza di quella che io chiamo la comunione dei sardi. Dico comunione perché io sono cattolico, ma altri possono declinare le stesse cose nelle loro chiavi di pensiero
ma sempre con lo stesso ultimo fine. Si tratta di uscire dalla crisi attuale, che significa stacco dal tempo andato, anche dal tempo recente, annuncio di una svolta culturale, epocale per il millennio che viene. Si tratta di mettersi al servizio di quella che io chiamo la possibile rifondazione sarda, senza steccati però, senza conflitti, spendendo le palesi e riposte energie, tendendo tutto l'arco del desiderio e della volontà per realizzare una stagione nuova, in spirito e in pratica, di vera libertà, di vera fratellanza e di pace. Ricordando però che la Sardegna è un segmento di un più vasto paese, italiano, mediterraneo ed europeo, ed è un piccolissimo ma singolare frammento del mondo col quale oggi è possibile comunicare, perché si sono aperte le grandi vie dell'etere. Il sogno è quello che attraverso la comunicazione universale si ricompatti la comunità umana nel segno dei valori alti dell'uomo e degli uguali diritti e doveri di tutti i popoli dell'universo. Una buona volta riconciliata.